collegamento artistico tra il progetto di rigenerazione di Fabbrica Alta è presto detto, nel senso che stiamo cercando di attivare la popolazione, la comunità attraverso delle esperienze artistiche che avvengono in Fabbrica Alta. Avvengono sulla base di residenze di artisti che arrivano da un territorio che è europeo e che staranno qui 2 mesi per creare le loro opere, e sulla base di coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso delle occasioni di laboratorio e di scambio di conoscenza tra le realtà di Schio e dell'Alto Vicentino e appunto questi maestri, questi artisti che arrivano qui in fabbrica. Si è scelto di lavorare non sulla parola o sull'indagine della memoria, perché è stato un percorso che è stato già fatto in fabbrica, ma sulla percezione del nostro corpo e quindi del nostro corpo come elemento artistico e performativo all'interno di un contesto che è quello della fabbrica, ma è quello della città e quello del territorio. Per questo lavoreremo con discipline che indagano proprio il movimento, c'è il funambulismo, c'è il circoteatro, la danza verticale, c'è il teatro, ma inteso come teatro installativo e teatro, come dire, non di parola ma di gesto, di azione.